Ecco un nuovo appuntamento con Amici Amici. Anche oggi scopriremo quante cose sanno i bergamaschi dai bresciani e viceversa. Riusciranno a volersi bene come capitale della cultura? Il teatro romano qui in alto dell'antica Brixia, da più di 10 anni patrimonio UNESCO, sarà oggetto di interrogazione ai bergamaschi. Porta San Giacomo in basso in marmo bianco rosato è forse la più bella e panoramica porta di accesso dalle mura venete alla città alta. Verrà riconosciuta dai bresciani? Si parte! Presso e perché Bergamo è presso, che bellezza che ne sei. Giorgio e Anna in via, in che via siamo qui a Bergamo? In via Colleoni. Via Colleoni, beh ragazzi insomma, quindi a comportarsi bene. Giorgio, che fai? Tu sei andato a scuola, tutto bene? Sì. Che classe fai? Quinta. Ecco, quinta, bravo ragazzo. Bravissimo. Bravo, buoni voti? Buonissimi. Sì, ottimi risultati, soddisfazioni. Risultati, soddisfazioni, sì, certo. Senta signora Bella, ma lei è bergamasca? Sì, diciamo di sì. Che vuol dire diciamo di sì? Di adozione. È adottata felice o adottata non felice? Felicissima, Da felice. quanti anni sta a Bergamo? 21. 21, e si sta bene? Alta, Sì. benissimo. Se un giorno il buon Giorgio, che è così leggiadro, dovesse innamorarsi, sposare una bresciana, lei come la prenderebbe? Ma benissimo. Bene. Benissimo. Quindi non c'è sta rivalità a Bergamo-Brescia? No. Li vogliamo bene a tutti noi. Sì? Volete bene anche a questo luogo bresciano? Lo conoscete? L'avete mai visto? Purtroppo no. Non conosco. Ma Dio mamma di portate a fare una gita a Brescia. Siete mai venuti a Brescia? No, Brescia città mai. Mai andati, perché in questo momento stiamo a Bergamo. Allora dovrete andare a Brescia a visitare tante cose belle, tra cui il teatro romano, che è questo che vedete nell'immagine. Benissimo, andremo. Bene. Andremo. Allora tu sei atalantino, tifi Atalanta? Io sì. Ecco, però sa già fare, si può fare. Ci sta però. Dai. Sì, Bergamo. giusto. Salutiamo gli amici bresciani? Tanti saluti. Tanti saluti. Da Bergamo alta. Cosa ti devo dire? Andiamo a Brescia, grazie. Di nuovo a Brescia, ora qui in corso Zanardelli in compagnia di... Stefania. E tu? Franci? Allora, Stefania e Franci con una bella creatura che voi non vedete, ha gli occhi aperti. Quanto ha la creatura? Quasi 11 mesi. Quasi 11 mesi, quindi tra poco comincia a camminare, a razzolare, o già cammina un pochetto. Ci prova, ha appena iniziato a gattonare adesso. Senti, voi siete bresciani? No, Di dove tu? Albania. Ah, tu albanese e tu? Io bresciana Bresciana, Doc, da anni. da sempre. Tu da quanto tempo stai a Brescia? Da 20 anni. Non Brescia, ma qua in provincia. No, beh, dai, più bresciano di me. Ma ormai si è brescianizzato lui. Ascolta, carissima, io ora ti mostro questa immagine che è un dettaglio della città di Bergamo Alta. Tu riconosceresti questa? Perché sono stata penso 3 volte in tutta la mia vita a Bergamo, quindi... Questa è Porta San Giacomo, guarda quanto è bella. Se magari ti capiterà di andare a visitare Bergamo. Conosce. Come, prego? Non sono mai stata neanche io in città alta. È molto bella, vale la pena un pochetto. Però tu qualche volta ci sei stata? Sì, ma non a città alta. Shopping nei dintorni, all'Orio Center. Natale. Di più. Sentite, ma tu hai amici, parenti bergamaschi, no? No, io no, lui sì, ha un paio di amici a Bergamo. Come sono sti amici bergamaschi? Che fanno? Perché sono amici? Ma siamo amici, nel senso, ci siamo conosciuti un po' in discoteca, sai, conosciamo un po' la gente, però sono simpaticissimi, sinceramente. Ti ricordi, possiamo salutare allora. No, ma io li saluto tutti, anche i bergamaschi, saluto tutta la gente, sono simpatici, bresciani, bergamaschi per me sono simpaticissimi. Va bene tutto, c'hai ragione, bello, insomma. Poi questo è un anno particolare di Capitale della Cultura, insomma, cercando di viverlo al meglio. Avete dei buoni propositi per questo anno di Capitale della Cultura? Uguale. Cambia niente. Si sveglia di notte ad allattare, Ho fatto sempre quello. e poi tra poco arrivano i dentini, già ci sono i primi dentini. Sì, già ci sono. Va bene, dai, tante cose belle a voi, siete una bella coppia, auguri e salutiamo allora gli amici bergamaschi. Tu come li saluteresti? Come sempre, intanto alla fine Brescia-Bergamo cambia niente, è sempre la solita disparità sul calcio alla fine, ma poi... C'è un po' di campanilismo lì. E tu come saluteresti i tuoi amici bergamaschi, proprio amici che hai? Ciao, sinceramente non saprei come salutarli, cioè. Basta un ciao. E con il ciao chiudiamo anche questa puntata. Alla prossima, grazie. Presso e perché Bergamo è presso, che bellezza che ne sei.